Amici di Sportisili, buonasera! Oggi la 11ª giornata del campionato di Serie C2 Girone A ci vede commentare la gara tra Orotelo San Vincenzo e Palermo Futsal Club. Sicuramente ci saranno tante squadre che guarderanno questa diretta. Inizia anche il match con il primo tocco per il rosanero con Emanuele Fiorentino che la controlla dalle parti di Di Chiara. Una sconfitta arrivata tra le prime giornate con tanto Fiorentino con il destro, sembrava quasi un cross ed è vantaggio Palermo Futsal Club con Emanuele Fiorentino che sblocca dopo nemmeno 2 minuti questo incontro. Decide di tornare dietro da Emanuele Fiorentino con il destro allo spazio, può calciare e Prestigiacomo fa un miracolo assoluto. Che giocatore per ancora Emanuele Fiorentino. E Nicchia si muovono, Fiorentino uno schema con Di Chiara, palla che passa, Fiorentino! Cosa hanno combinato? Dove l'ha messa? Emanuele Fiorentino fa il raddoppio 0-2 e vediamo se questa volta arriva l'esultanza di Fiorentino. Sembra di no, ma Di Chiara nel raddoppio è fondamentale. Poi palla sul secondo palo e sblocca Catanzaro, fa 1-2. Qui Calisi sta parlando con Fiorentino. Provvidenzese riparte con Nicchia, è da solo. Poi intervento di Di Mariano sul pallone, salta tutti, Di Mariano apparecchia, palla lì per Russo che fa 2-2. La Cernigliaro apre dalle parti di Russo che apparecchia Liga sul primo palo, colpisce benissimo e 3-2. Va Liga Calì. La Fiora contro Prestigiacomo, apre anche lui le braccia come Calì, va la Fiora! Vittorio Fiora! E fa 3-3, l'avevamo detto, è tornato, dobito la Fiora, cuore verso la telecamera, sappiamo, sono tante le sue dediche, ma comunque il risultato è di 3-3. Palla dietro, Liga la controlla molto bene sul mancino, può calciare, Liga! Il palo! Si Liga ma non riesce, Nicchia per Fiorentino contro il portiere, Fiorentino! Fiorentino! Cosa ha fatto Fiorentino? 4-3, esistenza con tutti, tocco morbidissimo, non può nulla Prestigiacomo, magia ancora del mago Emanuele Fiorentino, 3-4. Il campo molto bene che anche in giornata poi in mezzo a 2, palla che passa sotto porta Liga e fa 4-4, sultano tutti. Di Chiara, Fiorentino la tiene lì, poi col tacco Fiorentino Prestigiacomo e poi allontana come può Liga. Numero 14 ex Pioppo Veco Studio De Santis, insomma. Pisani vuole il destro, Pisani, Antonio Vedrin, Pisani fa 5-4, buca la porta, non se l'aspettava probabilmente nessuno, ma lui sì, Antonio Pisani, 5-4. Russo fa un grande lavoro, Russo, Calì. Vediamo, è uno schema Pisani per Franco e la chiude il Palermo Futsal Club con il gol di Nazzareno Franco. Però potremmo dire il gol e anche di mister Gentile perché lo ha chiamato praticamente 6 volte. Date palla a Franco, chiudiamo la partita. È arrivato il gol, 4-6. Cernigliaro, palla che non passa perché Russo è ovunque e poi va bene così perché finisce la partita, vince il Palermo Futsal Club con il risultato di 4-6 con un monumentale, straordinario, fantasmagorico Emanuele Fiorentino per esultanza anche del DS Fabio d'Alessandria.